In Sardegna tutto è concesso. Pensiamo a che cosa sta avvenendo in Gallura adesso. Vi ricordate quando l'infiltrazione mafiosa era solo nel sud della Sardegna? Adesso questa infiltrazione mafiosa è anche qua al nord e tanti segnali strani ci vengono su questo tipo di cose. E allora noi diciamo via dalla Sardegna, via dalla nostra patria, via dalla nostra nazione la mafia, via questi gruppi finanziari che impediscono il vero sviluppo per la nostra terra. Diciamo benvenuti invece ai turisti italiani. Il popolo sardo è un popolo che ha tradizioni di ospitalità che sono tradizioni millenarie che nessuno potrà mai contestare. Il popolo sardo è un popolo che magari in Italia è stato trattato con razzismo. Ricordatevi quando circolavano le voci in altre regioni italiane, via i sardi, fuori i sardegnoli, quando preture, o come la questura di Roma per esempio, schedava i sardi in quanto sardi perché li colpevolizzava di atti di banditismo. Queste non sono cose nostre.